C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. Interpellanza, conformità degli etilometri in dotazione alla Polizia Municipale di Mogliano Veneto. Premesso che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, articolo 186, comma primo, codice della strada, gli etilometri sono soggetti alla omologazione del tipo che viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, in concessione a domanda del costruttore o di suo mandatario, ed a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove effettuate dal CSR PAD, Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma, articolo 3,1, decreto ministeriale 196 del 90. I singoli apparecchi, prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, in concessione d'intesa con il Ministero della Sanità, articolo 3,2, decreto ministeriale 196 del 90. Come è noto, l'articolo 186,4 del Codice della Strada rinvia per la determinazione degli strumenti e delle procedure di determinazione del tasso alcolemico al regolamento di esecuzione, e che regolamento, articolo 379, rinvia a sua volta al previgente decreto ministeriale 196 del 90. L'articolo 8 dell'allegato di questo decreto stabilisce che l'etilometro conforme deve riportare l'espressa indicazione, tra l'altro, dell'intervallo di tempo o di numero di analisi che devono separare le due operazioni di manutenzione. Logica conseguenza è che nell'ipotesi di superamento del termine di manutenzione l'apparecchio debba essere o ritirato dall'uso o sottoposto a nuova verifica primitiva di collaudo e messa in funzione. Verifica che contempla un campo di prove ben più esteso di quello dell'ordinaria manutenzione periodica, come si evince chiaramente dalla lettura del libretto metrologico. Visto l'articolo 45,6 del Codice della Strada, decreto legislativo 285 del 92, che rimanda al regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada per precisare i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione. Visto il decreto ministeriale 22 maggio 90 numero 196, regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, l'articolo 192 DPR 495 del 92, regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che indica la procedura per l'omologazione e l'approvazione di dispositivi segnaletici o di rilevazione di infrazioni. Visto l'articolo 379, commi 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché il richiamato disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute del 22 maggio 90, che indica le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati. Vista infine la circolare numero 87 del 91 del 6 giugno 91 del Ministero dei Trasporti e Ministero della Sanità, visite primitive, visite periodiche, organi competenti ad effettuare le visite primitive periodiche. Rilevato che anomalie concernono le revisioni periodiche di due strumenti in dotazione alla Polizia Locale, etilometro alcol test 71110 MKII serie ARDB 0003 e etilometro alcol test MKII serie ARHA 0005, dai cui libretti metrologici assunti il 1 luglio 2016 con richiesta di accesso agli atti del 24
giugno del 2016 emerge che il primo libretto venne sottoposto a verifica primitiva di collaudo e messa in funzione in data 26 marzo 2010. Ricevette la prima verifica periodica in data 12 luglio 2011, 108 giorni oltre la scadenza annuale, prevista in sede di omologazione dal decreto ministeriale 22 maggio del 90 numero 196. Ricevette la seconda verifica periodica in data 1 ottobre 2015, 1176 giorni oltre la scadenza annuale prevista in sede di omologazione. Il secondo libretto venne sottoposto a verifica primitiva di collaudo e messa in funzione in data 28 aprile del 2015. Non ha ancora ricevuto al 1 luglio 2016, che era la data della interpellanza, dell'interpellanza, la data di assunzione dei libretti metrologici attraverso accesso agli atti, la prima verifica periodica, in ritardo da riscontro in seguito ad accesso agli atti di 64 giorni e ad oggi di 111 giorni dalla scadenza attuale. Questi 111 giorni rispetto alla data dell'interpellanza sono diventati di più, previste in sede di omologazione. Come si vede, le verifiche periodiche degli apparecchi sono sempre avvenute con ritardi, anche notevoli rispetto al termine stabilito. La circostanza ha una precisa rilevanza normativa, considerato che le periodicità imposte dal decreto ministeriale 22 maggio 90 numero 196 sono state puntualmente disattese da codesta amministrazione. Mancano per il primo dei due etilometri le verifiche degli anni 2012, 2013, 2014, venendo meno il principio di legalità all'uso dello strumento, il quale doveva essere rinviato alla verifica primitiva già nel 2011 o ritirato dal suo funzionamento. Per il secondo etilometro sussistono ritardi consistenti che, seppur minori rispetto al primo, avrebbero dovuto portare alle medesime conseguenze di rinvio a visita primitiva o ritiro. La mancanza di periodicità nelle verifiche fa venir meno il principio di regolarità al suo utilizzo. Determina del Ministero dei Trasporti numero 537 del 21 luglio 2011, articolo 186 del Codice della Strada, correlato all'articolo 379,678. L'etilometro, anche se funzionante, può essere ritirato dall'uso per rilievi sullo stato di conservazione in quanto non conforme al tipo omologato. La sentenza del Tribunale di Treviso numero 861 del 2015 ha evidenziato anomalie sulle verifiche periodiche dell'etilometro che sono sempre avvenute in ritardo, anche notevole, rispetto al termine stabilito. L'articolo 192 del regolamento di esecuzione, in riferimento all'articolo 45 del Codice della Strada, differenzia con i commi 2 e 3 i termini omologato da approvato. In effetti, approvazione e omologazione, sostantivi apparentemente sinonimi nel linguaggio corrente, evocano in realtà nozioni ontologicamente diverse nel lessico del giure. Come è noto, infatti, l'approvazione è la dichiarazione emessa da competente ufficio ministeriale di idoneità ad un'apparecchiatura, riferita ad un progetto di realizzazione sia di un nuovo manufatto o ad un progetto di trasformazione di altro già esistente. L'omologazione è la dichiarazione emessa dal competente ufficio ministeriale di idoneità all'esercizio riferita ad un'apparecchiatura già realizzata, finita e potenzialmente funzionante. Può essere data sia su apparecchiature già approvate che su apparecchiature mai approvate. In ogni caso la dichiarazione di approvazione non costituisce condizione implicita di omologabilità. È il differente grado di ritualità ed operazioni tecniche, come pure la differente competenza istituzionale degli uffici a ciò preposti, che dunque tracciano il discrimen tra le due modalità. L'articolo 192,5 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada
stabilisce che l'omologazione o l'approvazione è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. L'articolo 192,7 del regolamento di esecuzione, in riferimento all'articolo 45 del codice stabilisce che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante. Il Tribunale di Torino, sentenza numero 4021 del 2015, ha evidenziato attraverso indagini di polizia giudiziaria che nessuna apparecchiatura messa in commercio ha mai ottenuto l'approvazione in difformità al codice della strada. La mancanza sia di omologazione che di taratura da parte del Mise rende per legge tutti gli atti, qualora emessi da un ente diverso, nulli. Soltanto il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme sopracitate garantisce la legalità di uno strumento di misura e fornisce la garanzia della correttezza della misurazione effettuata in quanto riferibile a campioni di riferimento riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale, periodicamente verificata e con la garanzia della inviolabilità ed inalterabilità dello strumento di misura o del sistema di misura. L'articolo 27 del RD 23.8.1890 numero 7088, l'articolo 157,3 del Regio Decreto 242.1909, regolamento sul servizio metrico, e l'articolo 8 del Regio Decreto 226.1902 prevedono che gli strumenti di misura non conformi saranno sottoposti a sequestro e per effetto della depenalizzazione prevista dal decreto legislativo 30 dicembre del 99 numero 507 anche a sanzioni amministrative. Si interpella Sindaco e Giunta se si stia valutando il ritiro o il rinvio degli strumenti etilometro alcol test a verifica primitiva. E inoltre per sapere come si intende risolvere a tutela dei diritti dei cittadini e della stessa amministrazione la questione delle sanzioni erogate nei periodi indicati in cui la strumentazione non risultava conforme. Grazie. Risponde il comandante Forte, della cui presenza ringrazio. Prego, comandante. Buonasera, grazie Presidente. Prodromico per la trattazione, appunto, sono i riferimenti normativi relativi che sono stati citati tra l'altro anche all'interno dell'interpellanza. Fondamentali sono l'articolo 186 del Codice della Strada, che appunto tratta della guida sotto l'influenza di alcol, e il correlativo articolo del regolamento di esecuzione, quindi del DPR 495 del 92, che all'articolo 379,5 cito testualmente: gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri quando particolari circostanze o modifiche di carattere tecnico lo esigano. La Direzione Generale della Motorizzazione provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche delle prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi, rispondono ai requisiti prescritti. Prima della loro immissione nell'uso, gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova sempre dallo stesso centro secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. A seguito di questa norma, appunto, vi sono poi le altre due, che è il decreto 196 del 90 del Ministro dei Trasporti di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dell'Interno, e la circolare 8791 del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministro della Sanità. Per quanto riguarda il Corpo di Polizia Locale di Mogliano Veneto, noi abbiamo attualmente in dotazione 2 etilometri, come ricordato anche nell'interpellanza. Il Drager Alcohol Test 7110 MKIDI matricola RH0005, che è stato acquistato nuovo con determina numero 813 del 2014 ed è stato consegnato
verso la metà del mese di maggio del 2015. Tale apparecchiatura ha superato la prima verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attualmente tale apparecchiatura è stata inviata tramite ditta incaricata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica annuale. Il secondo etilometro, che è sempre Drager Alcol Test 7110 matricola RBB0003, è stato acquistato usato con determina 446 dell'agosto del 2015 e consegnato alla fine del mese di ottobre 2015. Tale apparecchiatura è stata consegnata previo controllo positivo di accettazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1 ottobre 2015. Quindi questa apparecchiatura in particolare non era utilizzata, come si evince appunto dalle premesse, non era in dotazione alla Polizia Locale di Mogliano negli anni 2012, 2013, 2014, perché è stato acquistato usato nel 2015 ed è arrivato alla fine di ottobre del 2015 ed è arrivato con la certificazione di approvazione da parte del Ministero. Le due determine di acquisto a cui si faceva riferimento siamo andati praticamente ad acquistare 2 etilometri che sono andati a sostituire degli altri etilometri che erano un modello diverso, Seres, che erano forniti in comodato d'uso, l'uno dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'altro dalla provincia di Treviso. Tutte e due le apparecchiature usate, che venivano usate negli anni precedenti, non avevano superato le verifiche annuali da parte del Ministero delle Infrastrutture ed erano ormai obsolescenti. L'acquisto si è contattato praticamente di nuovo questi enti per capire se era possibile dei nuovi accomodati d'uso con nuove apparecchiature, ma siccome vi era indisponibilità delle apparecchiature si è proceduto a prevedere l'acquisto di questi etilometri. Da molti anni è noto agli operatori del settore che per ottenere le verifiche annuali delle apparecchiature etilometro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorrono alcuni mesi. Tale circostanza ha portato il Corpo di Polizia Locale di Mogliano Veneto, già in possesso dell'apparecchiatura nuova acquistata, arrivata a maggio del 2015, a chiedere la fornitura di un'ulteriore apparecchiatura per evitare di interrompere i controlli per i mesi occorrenti alla restituzione della strumentazione revisionata. Da quanto sopra indicato emerge chiaramente quindi che l'apparecchiatura RBB003 non era utilizzata, ripeto, negli anni 2012, 2013, 2014. L'assunto dell'interpellanza, secondo il quale ogni revisione eseguita dopo la scadenza del precedente termine rinvenibile dal libretto metrologico, indipendentemente se sia dovuta dall'amministrazione che utilizzi lo strumento o se dipenda da quella tenuta alla verifica con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comporti la necessità del ritiro dello strumento o la sua sottoposizione a visita primitiva, pone all'interpellanza una rilevanza, si ritiene, non più locale legata all'utilizzo da parte del Corpo di Polizia Locale di Mogliano Veneto, ma per le motivazioni sopra riportate, ossia le tempistiche con le quali il Ministero esegue tale verifiche, generalizzata a livello nazionale, che interessa tutte le amministrazioni dello Stato e locali che utilizzano tali apparecchiature. Per gli effetti che tali dubbi interpretativi possono provocare e per garantire il corretto operato da parte degli operatori di polizia stradale e il legittimo affidamento nella garanzia di legalità da parte di tutti i conducenti e in generale di tutti i cittadini, è stato posto specifico quesito al direttore del Centro Superiore Ricerca e Prove Autoveicoli e Dispositivi della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, allo scopo di avere certezza circa il legittimo affidamento che lo scrive il sottoscritto e il personale tutto del Corpo di Polizia Locale di Mogliano ha fatto sulle attestazioni di accettazione eseguite dal Ministero e sottoponendo nello specifico la situazione degli etilometri in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Mogliano Veneto. Il direttore del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione dei Affari Generali e il personale, Direzione Generale Territoriale del Centro Superiore Ricerca e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma, ha risposto con PEC del 30 agosto di quest'anno, dicendo quanto segue. Leggo la risposta del direttore, dottor ingegner Domenico Iacoangeli, che è il direttore della Direzione Generale Territoriale del Centro Superiore Ricerca e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma. La verifica delle caratteristiche metrologiche degli etilometri in dotazione alle forze dell'ordine per i controlli sul territorio nazionale è disciplinata dalla circolare 8791 del 6 giugno 91, emanata dalla Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Sanità.
Essa prevede una verifica periodica annuale degli strumenti. Non è prescritto che l'etilometro sia inviato di nuovo a visita primitiva nel caso una visita periodica successiva venga effettuata dopo la scadenza di validità della precedente. L'apparecchio viene certamente ritirato dal suo funzionamento, nel senso che non deve essere più usato per i rilievi del tasso alcolemico fino a nuova taratura periodica. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro viene respinto con annotazione sul libretto metrologico da parte del laboratorio del centro. In questo contesto lo strumento viene rispedito all'ente proprietario, che non deve naturalmente porlo in uso, ma inviarlo al costruttore per le opportune operazioni di ripristino della funzionalità. Lo stesso costruttore riporterà sul libretto metrologico le operazioni effettuate. Fatto ciò, l'etilometro deve tornare al laboratorio, che provvederà a una verifica dopo riparazione, con le modalità questa volta più severe rispetto alla consueta visita annuale, indicata dalla circolare suddetta. Per ciò che concerne i rilievi sullo stato di conservazione e di conformità al tipo omologato, si precisa che gli stessi sono competenza del laboratorio che, nel caso, provvede di conseguenza al suo insindacabile giudizio. In conclusione, si ribadisce che gli etilometri possono essere utilizzati nel periodo di validità della visita periodica avvenuta con esito positivo. Un periodo di interruzione nella verifica periodica non inficia assolutamente la validità della taratura successiva se avente esito positivo. Alla luce di quanto indicato dal direttore della Direzione Generale Territoriale del Centro Superiore di Ricerca e Prove Autoveicoli e Dispositivi, si ritiene che quanto viene eseguito attualmente corrisponde a quanto previsto. D'altro canto, aggiungo e concludo, l'invio al Ministero dell'etilometro da parte del comando non presuppone, noi non possiamo chiedere al Ministero che cosa fare. Il Ministero riceve l'etilometro e in base a quello che rileva esegue le prove e certifica o il funzionamento dello stesso dopo le verifiche eseguite, oppure lo respinge chiedendo di fare delle verifiche, dei controlli specifici da parte della casa costruttrice. Ovviamente l'etilometro ho qui la dichiarazione di omologazione da parte del Ministero e di conseguenza si ritiene che alla luce di quanto risposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la procedura eseguita sia regolare. Grazie, Comandante. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Per rispondere al Comandante Forte, che ringrazio del suo intervento, l'illustrissimo giudice dottor Bianco della Procura di Treviso, in una recente sentenza, la numero 861/2015 del 13 maggio 2015, ha evidenziato nel caso specifico anomalie sulle verifiche periodiche che, come in questo caso, nel caso di Mogliano, sono avvenute sempre con ritardi anche notevoli rispetto al termine stabilito, che hanno portato all'assoluzione piena dell'imputato. Leggo la sentenza, testuali parole. L'etilometro conforme deve riportare l'espressa indicazione, tra l'altro, dell'intervallo di tempo o del numero di analisi che devono separare due operazioni di manutenzione. Il decreto ministeriale 196/90, richiamato dal regolamento e tramite il regolamento dalla legge, pone il principio della continuità degli interventi di manutenzione, cioè le verifiche. Dalla norma citata, infatti, prosegue sempre la sentenza, si trae la prescrizione che due verifiche successive debbano essere sempre comprese in un dato intervallo temporale, ad esempio un anno. Prescrizione che comporta di logica l'irregolarità della verifica tardiva, il che è perfettamente in linea con la ratio che è alla base dell'intero decreto ministeriale di assicurare le massime garanzie di efficienza, affidabilità e precisione dei delicatissimi strumenti di misurazione. Ulteriore logica conseguenza è che nell'ipotesi di superamento del termine di manutenzione l'apparecchio debba essere o ritirato o sottoposto ad una nuova verifica primitiva di collaudo e messa in funzione, che contempla un campo di prove ben più esteso di quella della ordinaria verifica periodica. Nel caso di specie, dopo la verifica primitiva, tutte le successive verifiche periodiche sono avvenute in ritardo. Questo dato, per i motivi esposti, determina una valutazione discendente dalla norma e non dall'arbitrio del giudice di inaffidabilità dello strumento misuratore. Né può opporsi che le prove sull'imputato furono eseguite entro l'anno di verifica immediatamente precedente, appunto perché questa ultima verifica, essendo tardiva come tutte quelle anteriori, non può considerarsi conforme al dettato normativo.
E prosegue: gli operatori non hanno verificato la corretta omologazione come imposto dal decreto ministeriale 196/90 che cita disposizioni finali. Gli agenti preposti all'utilizzo degli etilometri per gli accertamenti previsti dal codice della strada avranno cura di verificare prima di tali accertamenti che gli apparecchi siano di tipo omologato e in regola con le prescritte visite sia primitive sia periodiche, il cui esito positivo risulti dal libretto metrologico dell'apparecchio stesso. Questa è la sentenza. Pertanto chiedo al comandante: ci sono procedimenti in corso in questo senso per il Comune di Mogliano e cosa eventualmente intendete fare? Anche a Mogliano infatti le verifiche periodiche sono sempre avvenute in ritardo. A nessuna apparecchiatura è stata fatta la manutenzione come prestabilito nel manuale in dotazione. Ad esempio, il manuale prevede la sostituzione delle batterie interne che deve essere fatto una volta ogni 2 anni. E questo deve essere annotato nel libretto metrologico. Questa annotazione nei libretti metrologici non vi è. Così pure il sensore, secondo quello che è il manuale in dotazione, deve essere sostituito una volta all'anno per saturazione funzionale e questa annotazione non compare mai nei libretti. Già queste cose inficiano, diciamo, l'utilizzo, la bontà, insomma, dello strumento. L'alcol test, inoltre, quello serie ARH 005, in visita primitiva il 28 aprile non riporta il risultato del controllo, se accettato o respinto. Scaricare la responsabilità al Ministero vuol dire sollevarsi dalla propria responsabilità di utilizzare uno strumento non a norma. Sanzionate i cittadini che, non conoscendo tutte le leggi, non sono in grado di difendersi. Chi è deputato al controllo le deve conoscere per non commettere reato di abuso di potere. Viene scontato pensare che l'obiettivo non sia la sicurezza dei cittadini ma far cassa. Un'indagine della Fondazione Luigi Guccione per le vittime della strada, che ha studiato la questione, mettendo in relazione la pressione sanzionatoria con le spese in sicurezza, depone a favore di questa tesi. I risultati sono sorprendenti. Nelle sole 15 città metropolitane valgono da sole un tesoro di oltre 3 miliardi di euro. Lo Stato, nello stesso periodo, ha speso per il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale in media solo 30 milioni all'anno. I ricavi delle multe complessivamente portano nelle casse dello Stato circa 2 miliardi di euro all'anno, divisi tra gli 1,6 miliardi delle polizie locali e i circa 400 milioni di euro di quelle nazionali, Polstrade e Carabinieri. Consigliera Mane, si attenga per cortesia all'oggetto dell'ordinanza e anche ai tempi dell'intervento, perché non possiamo amplificare e ampliare l'oggetto a dismisura. Certo, certo. Nel decennio 2001-2010 gli incassi dello Stato sono stati di circa 20 miliardi di euro, ma la sicurezza stradale, dice il rapporto, mediamente non sembra migliorare. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 22.041 del 2009, ha dichiarato che gli organi di polizia stradale sono deputati alla verifica e al controllo della sussistenza della omologazione per il funzionamento degli apparecchi misuratori di velocità prima di poter essere utilizzati. Il Ministero non è deputato al controllo di che tipo di utilizzo ne fa l'operatore, solo l'organo che utilizza è deputato al controllo del suo utilizzo e se viene usato come prova legale deve avere le caratteristiche citate. Gli etilometri sono invece solo approvati, perché questa non è un'omologazione, questa è un'approvazione, è un decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che non può contenere l'omologazione, non può contenerla, perché non è competenza di questo Ministero. L'omologazione, la dichiarazione emessa dal competente ufficio Ministero per cortesia. No, è importante, mi scusi, anche ho capito, consigliera, anche il però comandante ha sforato i tempi. Perché la complessità delle domande richiede complessità di risposta. È necessario però che io fornisca anche queste indicazioni. L'omologazione è dichiarazione emessa dal competente ufficio Ministero dello Sviluppo Economico, MISE, e non già del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, questo qua, perché l'etilometro rientra tra gli strumenti di misura e come tale soggetto alla normativa in materia di metrologia legale, di competenza esclusiva del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto prescritto dal DPR 798 1982.
dal titolo Attuazione della direttiva CE numero 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e metodi di controllo metrologico, attestante l'idoneità di un'apparecchiatura costruita secondo determinati parametri imposti da una normativa o legge e testata dal MISE che ne certifica l'idoneità del progetto di realizzazione. Invece l'approvazione, questa, è la dichiarazione emessa dal competente ufficio ministeriale, Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, di idoneità all'esercizio delle singole apparecchiature, costruite in piena conformità al modello omologato dal MISE, che pare non esserci perché i nostri parlamentari fino a questo maggio hanno chiesto al Ministero copia dei documenti che le ditte produttrici dovrebbero depositare per omologare questi strumenti e non abbiamo mai ricevuto risposta. Questo ci fa pensare che l'omologazione non ci sia. Consigliera, la invito per cortesia, la invito davvero a concludere. Concludo dicendo appunto che le circolari amministrative sono atti diretti agli organi e agli uffici periferici sottordinati e quindi non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale. Le note ministeriali o le circolari, come questa, che non è un'omologazione, a firma di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non riveste neppure la natura giuridica delle circolari amministrative. Quindi, per concludere, dato che si afferma che è tutto in regola, annuncio che depositerò un protocollo di prova chiedendo che gli etilometri in dotazione alla Polizia Locale vengano messi a confronto per verificare il loro corretto funzionamento in presenza di un nostro tecnico. Grazie. Grazie a lei. Possiamo considerare concluso? Bene, allora ringrazio il comandante Forte per la sua presenza, grazie.